ormai sei abituato a essere sballottato da una parte all'altra, quindi pertanto siamo con zio De Alessia, che lei già ha visto nelle puntate precedenti, dove ci aveva portato a visitare il monumento di Francesco Baracca e, se ti ricordi bene, avevamo sfiorato l'ossario di Nervesa della Battaglia, che quella volta era chiuso, e abbiamo visto anche l'abbazia, giustamente. Noi mi ricorda qua la regia che roba, insomma, che non saltiamo robe importanti. Sei a Nervesa della Battaglia, direzione Montello. Nel mezzo, a parte i turisti qua che gentilmente evitiamo perché se li prendiamo sotto gli è buoni anche ad offendersi, e nel mezzo dicevamo tac, c'è l'ossario. Ecco, mentre ho detto tac, c'è l'ossario, sono apparsi gli alberi, era tutto nascosto. Insomma, mi raccontava lo zio dell'Alessia, no? Perché gli ho fatto vedere il video che abbiamo girato con Andrea, quel del T4, all'ossario del Pasubio, e nell'ossario del Pasubio c'erano 1200-1300 tombe, no? Mentre mi diceva che qua all'ossario quante ne abbiamo? Più di 6.000. Più di 6.000, cioè rendiamoci conto, ragazzi. Sarà anche oggi. Chiuso anche oggi. Però ragazzi, ascolta Italia, ascolta qua, è chiuso, non è un problema. Non c'è scritto divieto di drone. Io direi che 3, 2, 1. Bello, eh? Purtroppo, come dice il zio di Alessia, finché non finisse qua questi problemi col Covid, tutto perché anche a altri China è sempre da mangiare pipistrei, robe strane, no, guarda, dopo noi altri ne tocca saltare l'ossario. Ti non ti puoi fare un cazzo, non riga a fare quel che io vuoi, guarda. Sul montagna non ti puoi fare quel che ti voglio. Ah beh. E loro sì però. Beh, stai cash, sì, te costruisci quel che ti vuoi, te fa quel che ti vuoi, no? La storia insegna, no? Vero Italia? Anche qua la gente ha detto che se fai passeggiatine. Quello è il castello di Susegana, quello in alto, là dove deve sia a torre, giustamente. Turist Italia è il castello di Susegana. La leggenda dice che di notte la cammina per il castello perché è stata murata. Non l'hai sentita sta roba? A parte che ne spesso leggende, insomma, anche abbastanza turistiche, no? Su sti castelli. Tra l'altro a Celestina, no? La bambina che... quello l'avevo visitato, quel castello non mi ricordo dove era. Azzurrina, il castello di Azzurrina, no? Dove dicevano che si sentivano delle voci, no? Piuttosto che delle vibrazioni percepibili solo con determinati strumenti. Ma in Italia siamo mai andati al castello di Susegana? Segna a fare. Viene tutta una strada che ha fatto tutta sola collina e ti arriva al castello di Collalto. Castello di Collalto e o quella che ti arriva su a Funivia, no? Che mi confonde sempre. No, è un altro. Un castello piccolino. Ah. Che è il castello di Collalto. Collalto era i magnaschei dell'epoca, no? Sì, esatto. Sì. Era i paroni. Anche quello di Susegana era il castello di... Però quello è il castello di Susegana, quello è il castello di Collalto. Sì. Tanti magnaschei in zona Treviso, Padova, no? Quasi tutti là. Sì, signore. Ma che schifezza. Io vado ad andare il BMW mimetico, io vado ad andare in mezzo al bosco col BMW. Mercedes? Sì. Per non farsi vedere i cervi, no? Tu capivi? Si fa il Mercedes mimetico. Là abbiamo una fornace da qualche parte, che tra l'altro Italia, approfittiamo, no, del zio di Alessia che magari sa, no, perché ha un fiappi di anni e noi altri. Ma in te fornaci? Ah, bello. Qui a Croce d'Anne è una storia tutta particolare che adesso non mi ricordo. Ecco. Quella è stata mandata via durante la guerra, dopo le ritornava. Questa è l'ex Filanda. Cos'è la Filanda? E dove? Dove che praticamente, vedo quella... un coso, come si chiama? La Filanda è tipo una tessitoria? Sì, esatto. Dove chi vede i pacchi a seta. Che forte. È abbandonato così. E qua fornaci, ma ste fornaci così che serviva? Non so dirti da preciso. Penso per scaldare l'acqua. E pensi per fare i mattoni? Italia, e ora facciamo una roba fatta puito. Se qualcuno sa cos'è le ste fornaci, per cortesia scriverlo qua in commenti, no? Così tutti sappiamo cos'è le ste famose fornaci, cioè a cosa che servivano, perché Singano appunto pensa per costruire i mattoni, però ne abbiamo appena vista una nella tessitoria e ora no, sa che serve i mattoni a tessitoria.
Questo era un casello della ferrovia. Dove? Come un casello? Ah sì, è vero, è vero, è Questo vero. era un casello della ferrovia che è stato acquistato e gli ha fatto un'abitazione praticamente. Ah, quindi qua era una fermata, una stazione? Sì, esatto, un Pensate. casello, sì, dove perché ogni passaggio della strada era un casello che veniva fuori il tipo a controllare se passava macchine o no, Ah. fermare il traffico. Pensa Italia, questa è un po' quella strada che avevamo fatto all'epoca con Michele e Giovanni, ti ricordi, a Badoere, la strada delle 3 province, no? Che prendeva Venezia, Padova e Treviso. Praticamente questa lunghissima strada che lungo la ferrovia ti porta a visitare i posti del luogo. Ah, guarda che bella colorazione che gli ha fatto, peccato non si vede. Ah, c'è sto trattore strafigo che è quello del Menono, che se Menono era ancora vivo gliel'avrei fatto vedere. Allora, questa era una ferrovia militare, arriva fino al deposito militare di Giavera, deposito carburanti, e da Giavera in poi non c'è più la ferrovia perché è stata tolta, però viene sul percorso, viene la ciclabile praticamente che continua fino a Montebelluna. Vedete che è morto un soldato e gli ha fatto sto affare qua, se te va basso dopo lei ti spiega, Sandro Platone. te vede, sì. Questo qua, questo monumento era sconosciuto finché non hanno fatto la ciclabile. Qua era tutto sommerso da rovi, è stato pulito dai fanti, dagli alpini, dalle associazioni e adesso è visitabile a tutti, insomma. Il vendicato onore d'Italia. Vedi, questa è l'Euphorbia casei, chiamasi spina di Cristo, no? Perché la leggenda diceva che Cristo, toccando questa pianta che ha le spine, aveva perso delle gocce di sangue e allora tutte le piante successive erano nate con questi fiorellini che simboleggiavano le gocce di sangue. Il deltaplano, sì, no, come aeroplano. Cioè, io ho smosso l'aereo del Barone Rosso Sì, sì. e ho portato a fare un giro, se no si rovina a star fermo. No, ma cioè aerei ricostruiti da Zanardo. Ah, ok, lì è una replica, non è ristrutturata. Le repliche neanche quelle di Francesco Baracca. Ah, però è appunto repliche, Sì, cioè non sì, è quelle sì, di Francesco Baracca no, sistemate. No, è replica. Le uno rifatta compagno, Sì, dice. sì, Ah, sì, ok, ok. Come a 500, insomma, che era replica Abarth. Ma era una Abarth, era una F normale, mi l'ho fatta Abarth. Italia, smonta un attimo. Bravo. La vecchia stazione oramai circondata dagli alberi, chissà cosa riusciremo a vedere, se riusciremo a vedere. Cosa? Dimmi, sigano, poi entro, dai, via, andiamo. E ormai mi ti si capimo. Qua in teoria, no? Sì, è entrata. E ciò mi ispira sti busi qua. Ah sì, perché qua, ok, proviamo di là. La stazione del Nervesa della Battaglia. Quindi, come a Badoere, qui dove vedi questa pista ciclabile di sassetti, c'era la ferrovia. Gli altri si devono camminare sopra dove c'era il treno un tempo. E da regia, ossia dal zio di Alessia, questo era il magazzino. Caro. Ah sì, la vecchia scritta Nervesa, la asse, la sonciulata. Ora là Italia altre fornaci, ora che sono ancora di ospitare in ticomenti e cose che serviva ai fornaci, eh? Bello, 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 ha sempre il suo fascino queste robe, eh? Però mi so che Italia te domandi come che si fa a entrare qua, adesso vediamo, scopriamo un attimo. Ah, che sarà un busetto come che a volta con Michele, no? Non sei busetti qua. Allora, non sarebbe proprio a sua, però se volete c'è l'ingresso, c'è scritto. Cioè, privarmi di tutta questa cultura storica, no, a fare queste robe. Sindaco di Nervesa della Battaglia, un appello da parte di tutti i tu di Italia che ti segue, cioè dai una sistemata qua un attimo, fare entrare persone, veda, andiamo, vai una sbirzatina. Ma sì, perché il resto d'Italia insegna che queste robe, anche lasciate un po' anche abbandonate, perché mantengono il suo fascino proprio per quello, ci va sto gran bel cartello marrone con spiegata tutta la sua storia e date e creare una specie di
piccolo percorso messo in sicurezza per visitare il più vicino possibile tutte queste strutture che restano così non sfruttate. Insomma, è un peccato perché è un patrimonio, sta roba. Sindaco, scrivi bassa sta roba, scrivi bassa. E soprattutto mi raccomando, cosa che dico spesso, come ho detto in Puglia, anzi no, in Puglia sono stati persi i video, però come dico spesso, ste robe arancioni qua, no, tanto Jesolo lo insegna che chi vuole entrare entra lo stesso, quindi evitiamo di mettere ste robe arancioni fluorescenti, piuttosto metti del filo spinato, modello anni 30, ma non ste robe arancioni, cioè guarda che se non un pugno in un occhio, se un suplex sta roba, cosa è se qua riesce a doppia stroni di Eternit, un fiade, ma no sindaco dai, un fia rincurare ste zone, guarda che sprechi, dimetti se è possibile ver sti sprechi culturali, come dice il zio di Alessia, e al giorno di ancuo, come che dice Menona. In te famiglie a fare Koifeld. Ah, quindi con la guerra si scampia al sud? Eh sì, andate giù, una si è fermata a Bari e una a Brindisi. Ciao Fufo! Allora aspetta Italia, perché l'abbiamo visto in velocità prima. Allora praticamente questa strada, questo percorso è lungo circa 15 km e parte da Nervesa della Battaglia, arriva fino a Montebelluna o viceversa. Però, a dire il vero, dentro il drone, e parte dal ponte della Friula e arriva a Montebelluna. E è scritta a Nervesa? Da qua sì, perché qua è Nervesa. La macchina che fa spia? Wow! Il semaforo del treno? Sì. Infatti mi dicevi. Questo fino a poco tempo fa era tutto ruggine, adesso ha fatto sto obbrobrio qua. Effettivamente Italia converrai col giro di Alessia che gli era meglio a Salo Ruggine. Sì, adesso ha fatto questo obbrobrio. Un po' come il ponte del San Donato che io ho fatto Celestino, oppure fai sì Celestino, ma adesso che è un fiade de vissuto, perché non puoi un monumento storico togliergli quell'impronta, quella patina di storia che è la corruzione della materia, no? Che è quindi la ruggine e via discorrendo. Questa collina è stata fatta con tutta la terra scavata dal canale a mano. Oh, un acerino! Sarebbe un piccolo acero. Che bei posti. E tu qua fate l'infanzia al giro di Alessia, vedi tu? I panorami tipici trevigiani, no? Cioè pianura, canalette e collinette. Questa è tutta la terra del canale che scavava là, ai tempi del Mussolini. Il canale fatto a mano questo. E nelle foto che te vede gente con i barie e carioe. E questa, la terra là della collinetta a casa, è questa, è tutta terra tirata su al canale. Quindi una collinetta artificiale creata dal canale appunto artificiale. E l'hanno fatto per l'irrigazione, giustamente. Sì, esatto. Per le capanne solo agli alberi. Adesso è pulito una volta che ha fatto tutto. Salvare. Il semaforo mi ha rovinato il semaforo, un bel schifo mi ha fatto. Sindaco adesso non per fare rompicoglioni, ma ti si da rovinare anche il semaforo zio di Alessia, no ste robe? Quel giallo sarebbe un altro casello. Come fai scambi? Fai scambi di coppie? No, vedo che in quella sarebbe un binario morto. I scambi dei traiettorie di treni? Sì, esatto. Anche lui qua bisogna specificare. Di tu quante robette Italia? Bisogna sapere apprezzare, anche perché la bellezza dell'Italia, no? nel complesso del suo nome, no? Della sua immagine che trasmette al mondo, è tutta questa collezione, tutto questo puzzle di piccolezze, tra virgolette, passami il termine. Guarda il binario morto. Vedi tu, tasi che noi passiamo a Menona, perché Menona sarebbe una di quelle che fa brutto, fa disordine, no? Ora cava via tutto, cementa tutto. Invece persino tramite questo semplicissimo, banalissimo pezzo di legno tu puoi rivivere i decenni che furono e quindi assegnare un nuovo valore a questi territori, che non è solo terra e campi e foglie, no? È anche la ferrovia di un tempo, è anche la mano dell'uomo con la conoscenza dell'epoca e tutta la storia che si porta dietro. E anche che a pianta strana col gambo rosso, che mi non conosco. È nato semaforo, vedi? No. Una volta era una cosa storica, adesso è per un giocattolo quelli a Lego. È vero? Prima era tutto ruggine e aveva un senso, adesso mi domande come io ho permesso a fare una roba del genere. Racconto quante caffè medie, circa di anni 64, 74, 75. Era ferrovia funzionante. Sì. Beh, neanche tanto tempo fa, insomma. Solo per rifornimenti e deposito militare. Ok.
Prima colleghi a Montebelluna, il ponte di Aprilia a Montebelluna, anche con i cosi, con trasporto persone. Cosa che entra? 86 1/11/2020, non so che sia, ma è un foglietto, Game Piece, pezzo di gioco, geocaching.com, credo uno di quei giochini tipo caccia al tesoro, immagino, deduco, giusto per inquinare un fiantino, ecco. Esatto. Quindi vedi Italia, prima che do carne al sindaco perché il Mevernisa è il semaforo dei treni, e dopo però anche noi, è questo l'esempio che diamo, a lasciare bottigliette in giro. Però aspetta Italia, concentrati un attimo. Allora io ho notato la scaletta, no? Perché dico, ma perché la scaletta? Poi vai un attimo a salire lungo sta scaletta e vedi, no? Che lo scambiatore era manuale, cioè era l'omino che doveva salire e azionarlo, quindi scambiare. E vedi, questo è quel discorso che tirò fuori il nostro buon Balasso sulla disoccupazione, reddito di cittadinanza, eccetera, perché diceva anche lui, no? Una volta per tirare una trebbia serviva 20 persone, adesso una basta e avanza. E che altri 19? Uguale qua, no? Cioè, vedi, per azionare questo casello serviva un omino, no? Quindi si creava dell'occupazione, no? Ed ora neanche più quello, ora tutto è assegnato alle macchine, quindi hai capito il senso del discorso. Comunque il punto è che se si toglie la possibilità di fare un qualcosa, quindi si toglie l'occupazione a tutta la gente, è chiaro che è necessario poi l'invenzione di questi redditi di cittadinanza piuttosto che altro, ma questo ne parlò anche nel 1800 l'amico di Thoreau, quello strano, quello inventore, no? che puntava molto sulle energie rinnovabili. Pensate, ancora 200 anni fa. Non mi ricordo il nome del libro che ho letto, ma se mi ricapita per le mani te lo scriverò. Allora era stuf e aveva subito quell'altro che idea cambio per ciapparsi a pagnotta. Per fare il canale. E se si ciappa a gru. E via. Eccolo! Oh, crazy, all of you, you understand? Please hold me. I love you like Fontaine del Mondo. Vai sigari!